Un quartiere residenziale di villette a 2 passi dal centro del comune, il luogo ideale per i malintenzionati che agiscono con il calar delle ombre della sera. Stava rientrando dalla spesa settimanale con la moglie, la prima ad accorgersi che in casa c'erano i malviventi. Non ha perso neppure un attimo un imprenditore di Tribano che ha afferrato uno dei 3 uomini presenti per la giacca e il collo prima di essere colpito con una sedia dai complici che così si sono assicurati la fuga. Immediata la denuncia ai carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere della zona. Uno dei 3 sarebbe lo stesso entrato solo 24 ore prima nello storico ristorante La Montanella di Orco a Petrarca. Ecco le immagini. Una situazione che esaspera i cittadini, condivisa anche dal sindaco di Tribano Massimo Cavazzana. Io ho un comune da 4.300 abitanti, ho un solo vigile che naturalmente è presente durante la giornata, qualche volta di sera, e se pensiamo che abbiamo una sola pattuglia dei carabinieri che di notte fa tutta la bassa padovana è veramente molto preoccupante. Qui il problema è anche investigativo, in questo caso il nostro cittadino ha preso uno dei 3 malviventi, l'ha visto benissimo in faccia come io sto vedendo te in questo momento ed è impossibile fare un identikit. Ci è stato detto che sono cose che si vedono per la televisione. Qua dobbiamo capirci, o prendiamo il telefono e a chi capita diciamo scusate è andata così, la prossima volta capiterà un altro, oppure ci mettiamo di buzzo buono, iniziamo a fare le indagini per quello che valgono e allora becchiamo questa persona che tra l'altro era ad Acqua Petrarca poche ore prima.